pace, polso regolare. Neanche ancora dovrebbe essere il giorno dell'estremo addio. Eita! Dove sono arrivata? L'inferno! Una suonata del campanello, non si va a essere dice. E i nervi, dico miei, l'equilibrio nervoso non subisse forse una scossa. Potrebbe essere una buona notizia, ma potrebbe essere anche una notizia negativa. Nell'ansia di aspettare intanto il cuore. Eccolo qua, sto Napoli in campo. E calma, è giornata zeroina. Chi sei? Telegramma. Un altro? È il terzo in mezz'ora, so. Affari grossi, Beh, lei, è sempre Sì, curioso. no? Ah, no. A chi sei interessato? Alla famiglia. Dunque cosa conto io in sua famiglia? Porto ideale su studio, Prima firma. metto firme su tante carta, il foglio poi nascondere un'insidia. Nostro padre buonanima gli diceva sempre, se non ti voglio rischiare di passare per mona, non mettere mai firme. Se 40 anni che sei morto, se 40 anni che non faccio firme. Vabbè, date appena che firma la mia. Ecco, se ha topia, non voglio neanche essere complice. E portami le scarpe in camera. Pensare che siamo fioi del stesso pare. Ma sbaglio? E sbaglio che ho fatto la mamma fuori teatro che... Questo non conta niente. Ah, sì. Ditici sempre fiore ad un errore. Ma mi lavoro e un tocco di pane lo guadagno. Non state a preoccupare, che te morirei di sperare stesso. E ti morirai. In bombetta come me pare. Sì, va. Nato descalzo e morto in bombetta. Portami le scarpe. Tangaro. Ah, ecco st'altro buona, è una cosa voglio a ste ore. Gettar fiori sul suo cammino e dargli il saluto alla luce. Sì, Benedetto, buongiorno. Ai, il mare si è piuttosto agitato. Infatti anticipai ogni mattina, dico. Ho trovato la porta aperta che ho risparmiato e venire a reggere. Ma se questi risparmi che mi fai fare, Benedetto, Pensare che per l'omaggio di un fiore risciolò su dai collo tutte le mattine a cavallo di amuretta del podestà. diventa armato. Non so, certo che di primavera non ragione. Sarai nuvole bianche in cielo, gli odori dell'erba Spagna. Peccato che sia la detta magari è una questione personale con me. Ma quel che conta il caffè ve lo davo lo stesso. Per compiacenti di vivere da memi. Mi dice un tangaro, Memi. E se fossimo al tempo delle crociate sarebbe amico se rispondere, se siamo al tempo dei tasei sulle braghe. Cosa, Bettina? Sentivo cosa Nostalgie di un tempo che fu. Aria, Benedetto, che non ho voglia di sentirsi, no? Vede signora, nella mia gioventù mi ero appassionato. E adesso sei semenino. Pazienza, Sì. posso fumare, ma... No, Benedetto, non voglio spussi in casa di mattina, va bene? Si alza? Così venga fuori di camera, io vedrei. Patrona! Patron? Oh, ciao. Oh, ciao. Ma sorella, ieri... 5 minuti di conversazione, 5 minuti di umiliazione. per cosa? Cosa? Per via del caffè che te ne offri a mattina dice che sono scrocco. Si deve diventare sensibile. Ma sforzo di resistere, tuttavia la mia dignità. Dignità, caro, quando guarda una sveandrina come la tua, una corre nessun pericolo. Sono senza scarpe. Qua fiacca, Benedetto, si arriva anche al cimitero. E se già dico E te metti a scuffietta detto sangue, te metti in letto e te tasti il polso. e se moro? Me vesto a lutto, finalmente che avrò un abito nuovo, Benedetto. Bambino moro, bagno. Anche sotto Vittorio. E zucchero che ho detto messo? E basta. Dà mai una risposta dritta? 3 scuglierini e uno al... Porta qua zuccheriera, il zucchero è un alimento sano che nutre e dà calore. Vabbè, con scuglierini scaldo poco. E mi tre.
sempre 3. I sughi gastrici si forma ISA su 3. Che guardiera. Ma ti ricordo che Giacomo te la cava 100 euro sulla mesata, va bene? Quanto guadagni tu oggi come un maestro di musica? Non ho fisso, è un lavoro così, saltuario, Ah, sì, un pressappoco. 250 a 300 al massimo. Fame sì, È a fame, non è garanzia di salute. Quando che penso che sarà l'istituto musicale per casa di una maestra vada non so così. Che ho fatto nella mia vita tutti i mestieri. Appena che cominciavo uno e che ne inventavo un altro in concorrenza. Sono il disoccupato a vita per via delle professioni che va in disuso. Che tu mai sentito che medaglia? Cosa che fai? E smissiare che te fai perché il povero zucchero così addirittura una protesta. E a te ciò? E te la cai al mese, E dice che gli affari va mai. E ho sentito dei vostri in giro, sì. Che vuoi? Ah, Ciacque forse. Solita gente invidiosa. Ma forse che ha fatto mai mettere su la fabbrica di conserve. O conserve o capelli, caro mio, gli affari e affari, qui sono alti, sono bassi. Tuo fratello Giacomo, che ha spalle salde, non casca anche se c'ha papiera, nuova fabbrica. Uno il casca, sta sicuro? Già, la fabbrica Premoli, la concorrente. Che piace il lavoro Giacomo, e dice che gli dà soddisfazione. Poter che ne avere, a chi c'è che non gli daria soddisfazione? È il lavoro più grande di gente è far credere chi lavora, ipocriti. Lavora tutti. Il lavoro più grande di gente che fa è ma non so neanche capire. Non fa niente dalla mattina alla sera tutti quanti. E i vini e vedo tutti. Che sarà qualcuno che fa andare avanti il mondo, eh? Sì, i mussi da tiro e a forza di inerzia. Cova, fuma. E contribuisci a te alle fortune della nazione. No, che tua sorella non vuole fumo in casa la mattina. Non vuoi. Ah no? Perché non vuoi una di bene ieri. I maggiori introiti dello Stato sono il tabacco e il zogo del lotto. Così, con queste boete qua, dove si, ecco qua, queste boete e il tabacco contribuiscono a mie fortune della nazione. Lavoro. Sei un disgraziato, come se fanno muerte bene. E va, che giorno che non proverò più latte e caffè, ti direi che sono un disgraziato. La posta. A proposito, che ho scritto tuo fratello? Ah, quello, se sta vivo un anno, quello non scrive mai. E dove sei andato? A Rovigo come fare? Sarà fare. Adesso non amo qui. Ciao, se ti potessi parlare che per via del progetto della sala Baio. Sta a dare fastidi di prima mattina, se non te vuoi che perdiamo amicizia. Cosa sei a tutta sta roba? Se te vuoi guardare, No signora, continuo a punire la tua curiosità. non te vuoi responsabilità, vero? Sicuro, porta De Anne su studio. Guarda che sono 3 giorni che sei via adesso, no? Se stasse via un anno, fra un anno le sarà, porta De Anne, te lo dico. Va bene, va bene. Scusa Sergio, ma mi pare che sta... Che abbiamo fatto una fissazione con questa responsabilità. Si tastate il polso adesso. Mi sono negro, ma e a Campanea, da gara per scursarmi la vita. Ma che campanella, qua dentro sempre ti suoio, senza amici, senza nessuno. Ti ascursi, ti a vita, altro che a campanella. Paternale di rigore, cioè, cosa dovresti farsi? Fare qualcosa, non so, cambiare posto i quadri, lustrarti le scarpe, imbrogliare il tempo, lavorare insomma. No, caro. Padre Eterno cosa ha udito quando che Adamo ed Eva ha fatto la sciocchezza del mondo? Tu uomo lavorerai e sarai condannato a guadagnarti il pane col sudore della tua fronte. Che mai hai fatto io per dovermi guadagnare il pane col sudore della mia fronte? Non lo comincia mai a me il pomo. E poi il pomi non mi piace. Divertite. Mi diverto a fare quel che vuoi.
Mi dice che mi tasto il polso perché ho paura di morire. Sicuro che ho paura di morire. Questo dimostra che sono un entusiasta di vita, un progressista. Mi piace la macchina, l'aeroplano, mi piace le facce allegre, le bandiere alla finestra, vado alle riviste militari e sbatto il mano. Tutto bene, però l'amore Mai fatto, non mi vergogno a dirlo. Schei e salute risparmiati. è una qualcosa che 20 anni fa ti era venuta a fregua del tuo mogliere. Lei era signora, vecchia e brutta. E con questo mi sarebbe messo a riparo dalla fame, dagli obblighi del letto e dai corni. Ma mi restava sempre sul stomaco una donna e avrei detto no. E pensare che sarebbe stato il sogno della mia vita. Sposarti. Mi in persona. E qua? Anche adesso, Ti si innamora? come un muso. E a musa giochi te. Tua sorella. Dico, aspetta. Ho sempre avuto un debole per le scarpe rotte e i tassei sulle braghe. Beni, risi e bisi o pasta in brodo? Bisi e bisi, Col prosciutto? col prosciutto. Ecco, la cena sempliata, ma uno che si di su sempre solo, svegliarsi la mattina e sentirsi dire da una donna, da una voce di donna, rizzi e rizzi o pasta in brodo. Tutta la vita costò ma e ora non te che parli a tuo fratello per via di Sara, vai. Ma no. Guarda che c'è un affare, Io perché tu te sei un amico. sono fiode, mi pare, e non me ne impasso per gli affari di altri. Se tuo padre non ti avesse a sacchi 4 schei che tuo fratello ti fa fruttare, Qui se e qui ma non si senta a toa. diventi tu insolente adesso. E sai che non bisogna studiarlo. Vabbè, che non ti attoppano a tua sorella, c'è sta un discorso accademico. Ti hai scherzato? No, non vuoi scherzare, ma ti ho detto, da sei sue braghe e scarpe sfondate. Allora, tanto vai che io ti messi dentro il magone. La cena sempiava, ma senti. È caro. Che ora sei? Che giorno sei? Venere egoista. Adesso sei di sola. Se ti puoi di sola, di che non sono. Vabbè, Sì, te che ti tocca il cioccolatino, Venere. Voglio dare Che ti abitua mai? si disabituerà. Mercoledì, so, Venere passare a Marietto, un cioccolatino che ti andava per attraverso. Magari muore piccolo, il responsabile sono io. Porca via, non ti vuoi responsabile. Dai, togli carte che fermo a partire. di Pitegia. Già li potei? Sì, era proprio ora. Il ghetto manda via. Io manda via, ma mi ha detto che tornerà. Se vuoi dargli i cioccolatini, non faccio osservazione per la spesa. Ma vino che è? Vabbè, che sarebbe anche questa signorina. La signorina? Già. Sì. Mai visto? Lo conosco? Assunta Miotti. Ma scherzo. E cosa chiamò? Parlare con te. Come? Una tosata tutta in pittura, una maschera. Io che non so. Ma tu ti sei che sentai il saeta e aspetta che ti torni, no? E ti ma cosa vedi? Te volissi e non te volissi. Te mori dalla voglia di vedere e di sapere cosa che vuoi, una cosa tutta pitturata a te. Che paura che sia seccatura, ma sta anche a porta va incontro a bracci verti. Ma cosa non ho ricevuto io per assurare? E così un'idea, che dico, che ti si morto. No, sì, no. Che ne direi magari che sono in viaggio, che scusa del contrattempo, fa venire avanti. Fatto sul serio? Sì, fa venire avanti. Mi raccomando, pannino tegeratori impegni, E ti? E mi. E mi mettilo del rivo di quella porta, così presente e assente nello stesso tempo. Presente e assente, questa è la mia bandiera. Dai che mi davo un po' di importanza.
Prego signorina, si comoda. Ecco la signorina. Buongiorno. Pochi discorsi che non ho tempo da perdere. Posso servirla? Sono sta licenziata e bisogna riassumermi. Scusa, ma sa che sono io? Cose che non sa che sono mi, per questo so venuto a farmi conoscere. Me pare che si presenta piuttosto mai. O mai o vengo, do sorete piccolo e un fradeo che fa le tecniche e mi ga buttare su una strada. Ho 28 anni e sono impiegata 6 anni nella fabbrica. Tutto sembra sempre bene. E il paron mi stimava. Ma 15 giorni fa il direttore che da un tocco mi girava intorno e il gas longai mai mi da un pissegon. Dove? Pensai che se pissega una tosa. Un tocco del can. Mica che tu pensi, tocco del porseo e godana sberla. Fatto bene. Un corno. Per cui a sberla il baron mega licenziato. Spiacente ma costretto perché non si divulga in fabbrica l'uso dei patoni. Adesso bisogna che lui mi faccia riassumere, visto che in fabbrica il baron o non il ghesè o non mi riceve. Mi dispiace signorina, ma mi non mi occupo della fabbrica. Non se ne occuperà per l'occasione. Ho fatto 6 anni di propaganda a me. Propaganda? Sì signor, propaganda. Se viene in quartiere e domanda della Rossa, Sì. che dirà la Rossa qui è fabbrica di conserve Virgo, pardiana. Questa se reclama è solida. Non lo metto in dubbio, ma mia. Lui so vengo a avvertirlo e che pensa su. E se non che pensasse su? Non so cosa che potrebbe succedere. A chi? Vabbè, al baron. Vabbè, però se ne già. Io go avvertio. Buongiorno. Buongiorno Benedetta. Abbiamo visto che ha fatto, abbiamo visto... Come ti faccio a resistere a certi colpi? Su, caro, pensa che parlava con me, dai. Sì, ma credeva di parlare con me. Dico, che faccio sul serio? A me pare decisa. E si pensa con te? Un costrega. Finimo la partita. Ah, sì. È il direttore però, 20 secondi. Cosa ha detto della nuova invenzione? Qua invece. Spingo un bottone sta qua intera, l'aeroplano si ferma per aria e casca. Mi credo che questa meccanica e questa elettricità è avanti al mondo. Il secolo XX, caro mio, il secolo della storia. Per me è il secolo della fame. Non ti pare che sia il secolo della fame? Il secolo della storia, te lo dico. No, Posso sa che avessi i 4 schei che ti passa tuo fratello. Qui se, qui mate, qui non si sente. Lo so che se schei che ti ha santo fare. Certo, Ma vorrei vedere se tuo fratello fa isso. aspettiamo che il paese mi accetto sempre fatto compiuto. Dai, su, andiamo. Non mi trovo. Oh, sì. Aspetta, Ma quanto che vuoi? un momento, aspetta. Cosa che sei? Ah, fa piacere, dai che non c'ava. Avevo altro da fare solo che guardare qualche casotto. Non Dai che vuoi, non c'ha, se no lo non vuoi responsabilità neanche lì, eh? Vabbè, mi butta l'asso, no? Bene. Allora te che hai perso, caro mio, accetta il fatto compiuto. fate affidare delle donne, ti fa perdere anche la camicia. Allora te paghi aperitivo anche un po', eh? Andiamo ai trenaggi, non faccio altro che pagare. Mica sei l'avvocato. Che avvocato? L'avvocato Bertoldi. Il Becus. Ma Un avvocato se lo trova così. Quanto vedo è un rinosè il corrente. Corrente de cose. guarda che cosa sei nato adesso. Suo fratello quando si andava da casa. Domenica Domenica mattina. E sapevo dove si andava. al vivo. Al vivo sei andato, sì? Stamattina non avevi letto il giornale. Io vengo ancora a portarla, scusa, cosa è Cosa è successo? Ma ieri non si arriva dei telegrammi. Oh sì, credo che stamattina. E il 3 di ieri lo spedio mio e per cosa ne avevo letti?
signor avvocato. Gli era indirizzata la famiglia? Appunto, ieri indirizzata la famiglia, per cui dovevi lei. Ma mi, vedi, non sono autorizzata a versali e uno vuole Io non voglio fastidi, non basta voglio- che si distrighiamo. Non credo che potremo destrigarsi tanto in pressa. Ah no? E perché? Suo fratello è morto. Sì. Oddio, Sotto un camion l'altra mattina a Rovigo, ritorno adesso. Ma ancora te, grande. Di sicuro se sta una morte istantanea, è morto praticamente sul colpo. Al manco che si sta con suo Condoglianze. come se fosse. Questo era il secondo come chiamava. Lamenterà, signor Virgo, che quello che succede è piuttosto strano. Il nostro potere a 59 anni, signore, benedetto. Appena che l'ho ricevuto notizie, subito corso qua a macchina. Chi sei che va, sa? Devo trovare a c'è mortuaria. L'ho fatto impissare 4 candele e ho subito commissario le pratiche per il trasporto. E sarà qua domani sera. Qua? Lui mi aveva sempre detto, vada che Samoro farmi portare a mettere e poi avevo l'autorizzazione, mi sono l'esecutore testamentario. Grazie. Ma come sei venuta questa disgrazia, signora? Sotto un camion, ieri era giorno del marcaio, e a gente così. Una segnalazione sbagliata del vigile che dirige il traffico, confate se figlio sotto. Ecco, la segnalazione sbagliata. E mi dava l'esempio che quando fa una nomina del capo stazione scarsea avevo rifiutato il posto a Mina. La segnalazione sbagliata, un scontro, pluf di gara e ne mettevo. Allora mi va, Ma no, mi resterei. ma veramente, È il testamento da lei, precisamente. Adesso? Ma no, resterei. Cioè, 2 giorni che sei morto, ma si crede. Allora fermo così. Vamo e dopo torno. Ma non puoi proprio restare come uno della famiglia. Ciao, signori non vedi studio, se non vi dà fastidio. Sì, mi Ah, resterei. senta te, mi proprio. Va bene, dai, allora questo è il testamento, questo è il documento per il trasporto e questo è. Quando io vado a consegnare. Ciao, hai già scritto dentro? Adesso vediamo anche la data, secondo me. Il 24 ottobre dell'anno passato. Forse appena 6 mesi. Volevo proprio che si sentisse, signore. Fenicia del pianzottare. Posso leggere? Sì, avanti, scusa avvocato, è solo. È la prima volta che muore mio fratello. Però è sempre così tranquillo, sempre. Ho la testa come pare che mi scioccola. Vai avanti. Allora, io sottoscritto, ragioniere Giacomo Virgo, è nato, eccetera, eccetera, davanti al notaio, perché mi sono anche a notaro, in piena facoltà, lascio tutti i miei beni divisi in parti uguali fra i miei 2 fratelli, Betta e Memi. Se la prima, nella sua giovinezza, ebbe a farsi perdonare un torto, Sto discorso. Sì, lei sa, il torto sei un po' una donna perché mi posso immaginare chissà che fantasie. E aveva un moroso che gli voleva dargli. E aveva scritto una lettera che salia scappato. Non si è scappato, non è successo niente. Ma mio fratello che era un santo uomo non gli era mai perdonato. Ecco tutto. Resa. Un torto fu poi così cara e devota sorella da meritarsi tutto il mio affetto e la mia riconoscenza. Memi, dal canto suo, mi ha dato modo, offrendomi la parte della sua eredità, quando morì il nostro povero padre, di fondare la fabbrica Virgola. E anche in grazia sua, dunque, se oggi la nostra fortuna è notevole. Cosa ha detto? Non si sta tanto a promuovere. Perché il testamento è del 24 ottobre dell'anno passato. Ora mi so passare subito a fabbrica a controllare i registri in seguito a una lettera che avevo ricevuto qualche giorno prima che dovrei avere qua. E cosa che gli ha scritto su? Mi occorrono 50.000 lire entro domani, firmato Giacomo Virgo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la lettera non ho trovato nessuna traccia sui registri, ma mi ho ricevuta. E ora? E ora Giacomo Virgo i 50.000 franchi all'8% li ha trovati, ma non come io, come Giacomo, bensì come fabbrica. E a fabbrica
A dirsi qua fra noi altri, a me pare piuttosto baiarina. Sì? Sicché, caro signor Virgola, io comincio con l'ereditare un bel debito di 50.000 lire. Anzi, di 25, perché 25 che tocca alla signora. Vado avanti? Desiderate? Sicuro? Se i miei due adorati fratelli rimarranno uniti, sarò loro grato se vorranno in qualche modo aiutare in questi primi momenti difficili, potendo magari ospitarla, il povero amore di tutta la mia vita. Ad essi non ho mai parlato di Luisa. Ma questo è un tradimento. No, signor Virgo, ma queste sono delle parole odiose che io fa nei confronti del morto. Andiamo, è una responsabilità che si assume. Responsabilità. Responsabilità morale della signora Luisa. Ma che Luisa o non Luisa? Non sapevo niente. Questo sarebbe il discorso. Sì. E ora ho fatto bene a mia vita a non far mai niente. Mi avevo visto una volta a Rovigo. La signora. Sì, E la conosci? sì, l'avevo vista a Rovigo. Sì. Una vedova. No? Roba di seconda mano. Un caso pietoso, abbandonata dal marito pochi mesi prima che morisse. Per me sta donna in qualche maniera dovrebbe aiutarla. Dargli skate. Oppure come che dice il fratello, ospitarla e che costaria anche a manco e sarebbe più gradito a memoria del defunto. Tignela qua, in casa mia, in casa da mia sorella. Mai. Insomma, manco per i primi tempi, dopo si vedrà. Via. Perché sta donna non si da sola. Non si da sola. Quando che il marito si è morto, la casa con dei potenti, ecco, e Qua? andando per il funerale, dopo si vedrà. Ma non si manco caro l'avvocato. Questa si assume una responsabilità che di fronte a memoria del morto, andiamo, La responsabilità. Guarda, Prego, caro. lanciati, di messare su in camera, non glielo vedo nessuno. Non sai che cosa da dirmi, venire in camera. Ma per il funerale manco. Mi bisogna che te che pensi, no. Beata Vergine del Carmine. Ecco Ivano. Tutti angioletti, guarda che belli. E questa è la signora Luisa. C'è fa paura? No. Che era la porta aperta. Tutto finito. Tutto parce sepulto. Lui era sempre sempre. Per questo si sta un funerale con i fiocchi. Gli teneva un cordone, un altro lo teneva sul palmiro, un altro lo aveva. Qui non ho avuto cuore di venire no. Forse si sta meglio. Ma questa donna, vero? Questa donna. Hai a casa con tutti i dei. È sempre carità, che vergogna, signore, che vergogna. Cosa fai con quel moco in mano? Che se vieni mai a un vecchio della congregazione di carità è così, mi farò chiaro a sera per andare in letto. E me mica non torna. Se tutto si finito come l'avevi detto, dovrebbe essere qua o no? Veramente si sarebbe dammi soccorso avanti perché... Perché vedete la ciccara del caffè che non avevi bevuto stamattina? No. Per dire che ieri a me, prima che capitasse la notizia della disgrazia, ho fatto una confessione. Sento me, amico, dico, tua sorella non mi puoi soffrire. Ma no. Io so come ho scritto io oggi. Eppure amico ho sempre pensato, sorella, come andavo ieri.
Per questo sopporto tutte le umiliazioni che mi dà. Non ho mai parlato perché per economia sono ridotto a farmi cialo di notte con un candidato di un funerale. A me mica mi dite questo. Sì. E lei mi cosa aveva risposto? Non trova niente altro da dirmi. Sì. Sì. Mi fate capo, vi do. Se sa qualcosa? Sì. Forse ho perso la testa per dirvi un caia. D'altra parte vedi che ho aspettato un giorno che anche io se quasi sono a strada. Io non so, non lo calcolo. Quando che voglio bene. Cosa capito? Stai poco bene? Niente. Sei mette triste, sei bene? Si sa passare. Stamattina che corro avanti in Dio, come che voto non dormire, basta. Chi morì al lavoro non mi capita. Sono qua a farmi morire sotto la fatica. Non mi muore. Disoccupato tutta la vita. Guai a lei se scappa una parola. Avvocato, si è visto? No, non ho visto nessuno fino adesso. Morto con un bicchiere. Vabbè. Avvocato, non sapete, Sarà la fabbrica, no? non mi piace proprio niente che io abbia fatto questa confidenza con voi. Bisogna pure che qualcuno che tenda. Sì, ma mi pare che tenda un poco massa. Beh, se sei di pasticci e ti non ti vuoi fastidi, bisogna anche andare a lungo. Anche il caffè, sì che ho oggi. Scusi, posso ridarlo via? Non ti avrebbe bevuto stamattina? No, e non lo voglio neanche adesso. Su, avanti, bevi. Avanti, bevi. Si qua che la spalla. Si qua che la spalla. Ancora in avanti bisognerà fare economia. Ho detto per me. Bevi io. Su. E domani scritto epigrafe. B9. Vieni a scrivere 4 parole da mettere sulla U. Questo sarà avvocato. Oh, la signora Luisa. Vorrei immaginare una porcaria simile. Un po' al corteo, qui putei, per farsi notare. Tutta la gente invece di internostrare e ciacolava da scandalo. E dopo il cimitero che ho visto tutti in un cielo c'è inquadrato e pareva il reggimento davanti al mini Tignotto. Oh, buongiorno. Pare che tutto sia andato, no? Altro che bene. E sa trovare un posto tranquillo per l'eternità, sono mica solo sta qua a Bari. Beh, e ora mi vado, Aspetta se te poi, forse che avrò bisogno di te. Però pensavo, capo, che bisogna scrivere 4 parole da mettere sulla tomba se potessi scrivere di o appena inchiostro e mai in pasta. Era proprio una combinazione che avevo già pensato. Intendiamo se una robetta è... Mica così leggendo. Qui riposa Giacomo Virgola, sublimazione nella famiglia e nel lavoro, delette virtù, stroncato da morte fulminea, lascia eredità all'affetti. Sotto che mettiamo la data della nascita, di morte, semplice, ma mi pare che gli tutto. Ecco, No, dica, si può cambiare, non si dica. scusa ciao, capo. Sì, Lascia eredità d'affetto. non se fosse vero. Sì, ma lascia anche di fastidi però. Per Benedetto, non vuole mia che scrivemo... Tanto se te ne lapide, bisogna essere di manica larga. Se poi parlo, se sue tombe si scrivesse la verità. Ladro, vigliacco, becco. Ad ogni modo la scritta giusta sentenza. No, posso approvazione, Allora caro avvocato non ve ne frego niente. Perché parla di virtù e sublimazione. E la signora Luisa con suo collega sia forse una sublimazione? ora scusa, Mi dispiace caro avvocato, se voi se fa salare il consenso da mia sorella perché mi trovo questa responsabilità. Non voglio che la gente che va in cimitero si metta a ridere della scritta. Vabbè, dove sia sua sorella? Vedete, Vittorio, fa un piacere molto io. Grazie. Adesso qua bisogna subito mettere un po' in ordine i conti e fatture, che sono un po' di robe da sistemare, Non seguo da tanto tempo qui allora. Suo fratello? Sì.
da 10 anni credo. E verso di ieri. E andavi allo skate. Lui pensa sempre ai 50.000 franchi, Costo pensiero. Ma lo credo, ma non so. Certo che qualche aiutino. E come lo sai? Insomma, lei si fa presto a immaginarlo. E comunque adesso vuoi rintracciare su a fabbrica, nel suo ufficio, tutte le sue carte personali. Adesso salveremo tutto. E chi è che ha dato il permesso di mettere in mano sulle carte personali di me flore? Ma scusa, signor Virgola, so che uno voleva fastidi, qui mi hanno parato fin da me, insomma, si è messo Ersia che pare ci si va, guarda, questa è la mia roba, qui si apporta, No, ma no, andiamo, starci a fare tutto a mano a parte. Ho capito che va bene. E scarpini, se sai, in cimitero, e se torni frego. E ora vado con la virtù e la sublimazione a Pago mio. Infatti dopo torna, mangiamo un po' in compagnia. Sarà meglio. Però, Cosa? sì, con una considerazione filosofica sulla scarogna. Tra i tanti mestieri che ho fatto anche l'impresario di pompe e fumi, da quel giorno che Goku mi sia pardomesi non è morto più nessuno. La scarogna. Vedi, signor Virgola, io vorrei che io fosse da parte sua nei miei confronti, un po' più. È simpatia, vorrei ispirare che fiducia. La fiducia bisogna acquistarsi. Vedi, suo fratello, Mise è la prima volta che ci troviamo a parlare d'affari. Se metteremo a prova reciprocamente. giusto. Dice il direttore che fa. Cosa vuoi? Mi dice che ha bisogno urgente di parlare con te. Qui devo parlare di affari. Mi fa sognare avanti. Io, signor Virgola, se il parone. Mi domando un consiglio. Se io sono avvocato di affari. Se io mi considera come tale, Io non considero niente. Che veste devo fare? mi sono qua come esecutore testamentario e anche come amico. A meno che non voglia affidarmi ufficialmente a qualche altro incarico. E ora che dico che è veglia o no? Tu non vuoi parlare d'affari, io non lo voglio e non lo sento. Dai, andiamo che dire che meglio. Ah, ma com'è? E si Tu quando... resta qua, Sì. Buonasera, signor Virgola. Oh, caro direttore. Buonasera, avvocato. Anche Aiuso è qua? Anche mi dispiace. Ah, sì. Un legale è sempre ben che sia in certe occasioni. Che c'è disgrazia. Mi deve scusare La se... signora Luisa si è tornata. Che sei tutti. Povero Giacomo! Mi deve scusare se proprio appena finito il funerale vengo a seccarlo. Devo portare i registri. Registri qui voi se a sua disposizione. Scusa, io uso un certo tono, non vorrei neanche lontanamente pensare. Parla, non c'è miglior per quello. Qua subito, sì. Avvocato è come uno di famiglia. Se guardo lo stesso, se tratta di una spedizione, Che cosa? è un vagone di scatole, Che conserva? naturalmente. E gara a spedirlo? Spedisca. Non è propriamente questo. E si spiega Benedetto. Non è una spedizione come tutte le altre. E perché? Ora io mi autorizza, eh? E per cosa che l'autorizzato? Perché se però Spesso un parole come un marito, sempre l'ultimo a sapere cosa che capita nelle spalle. Tante volte davanti al fatto compiuto e si trova contento. Insomma, se mi fratello non fosse morto, la spedizione faresti sì o no? se suo fratello fosse vivo, la responsabilità del vagone lo sentiria lui. Esatto, 15 giorni, sì, insomma, se tutta roba che va, l'ho scoperto proprio ieri un difetto di chiusura delle scatole, vede? Sì. Un vagone di scatole che vada male. Naturalmente, poco su e poco su, e se tutto è così, vede? Ora, l'esame chimico, Forse che entra a chimica adesso. non si vede, è proprio questo che conta, ho visto? Insomma, mio fratello, cosa che avresti fatto? Un anno fa un caso simile, se anche da bene, ma poteva anche andare male, è colpa del macchinario vecchio tutto in tocchi che non risponde più.
Poche parole, quanti schei si perderia? 38 o 40.000 franchi. E mettiamo il caso che questa roba è spedito. Vuole far mai, avvelenare, far morire. No, morire no, sono condimento, sai che ne do per poco. Insomma, chi ti ammagna torneria a cavarsi con un mal de panza. Ecco, un mal de pazza. Ma se capita un reclamo. E ora? E ora? Ispezione da parte delle autorità, controllo del prodotto, esami, multe e forse anche qualcosa di peggio, non so vero. In conclusione, cosa vuoi da fare? Come che vede, Sir Virga, è una responsabilità che puoi torcere solamente lui. Responsabilità. Esempio, fuori sta parola fatidica. No, cara, così no, Benedetta. Allora, sento, oh via, io dico, no, caro, tengo dito così che se te vuoi tenerti attenti e più rispetto ai desideri del tuo fratello, dammi a me parte che mi vago via, Benedetto. Guarda come che parla, sa come che bisogna, signora. Dammi a me parte che tu dici, vago via. Trattare così una donna senza difesa e senza protezione, la senta come che mi insulta, la Per carità. Che introito hanno Gaia fa? Se mi permettesse di domandare a lui quanto che guadagna in un anno, possa me rispondere? E era solo una curiosità, caro direttore, non si stava a offendere. E del resto sarà questione di poco tempo di sapere tutto, perché d'ora in avanti i conti incontrerò me. Può darsi e non può darsi. Pare che avesse intenzione di acquistarla, in fabbrica, anche possibile che aveva confidato poco tempo fa il povero Giacomino. Può darsi e non può darsi. Anzi, mi aveva detto, è che non avere gli schei che il toso. Può darsi E non può darsi. no, questi che sei, e che sei anche molto fido sulla mia persona. Lo so, caro direttore, ma ho paura che lui mi conosca mai. No, so quanto che sei tenuto in considerazione. E ora? E ora niente. Parliamo se franco. E conosciamo ben tutti e due a bestia. Anche l'avvocato Bertoldi va del fido, e schei, i che sei. Guardiamo se bene gli occhi, mi so chi che sei lui sa chi che sono me. Anche se un po' è astro qua in toa da spartire. E non credo da farlo scappare dal piatto così. Cosa dice? Può darsi e non può darsi. Niente di grave. Ricordo la famiglia che andava in tocchi. Trovava tutti in tocchi. 500 franchi le danno. Se sa, prese i butei e va a spedizione. Spedizione. La spedizione mi credo che non cambierà niente se chiediamo una risposta anche domani mattina. E il signor Virgola penserà con calma, pare sì o pare no. Ma Mi credo che sarà pare no. Nei primi affari è meglio andare qui piede piombo, a man pulite. Signor avvocato, io parla benissimo, ma questo di agire a man pulite è anche il mio pensiero. Sono venuto solo per scrupolo. Signor Virgola, attendo la sua decisione. quel toso non mi piace niente. Un putello pieno di boria di esperienza. La vedova e la mia sorella negli semenie. E la vedova, l'ho sentito, anche quella, un'altra spudorata. A proposito, niente da fare. Le ha sentite, no?
Una vuoi assopparti e andarsene qua, quella di debiti e di fastidi, che stai tramata per far dormire i fioi, viene a stirare per terra tutti stramassi. Tutta stanotte stavano un grattarsi, un suppiare, un lamentarsi, piangere, e qualcuno che scappava al piscino. Ma bisogna che si trovare. Bisogna liberarmi da questa situazione. Mi domando se devo pagare i peccati delle persone. Sì, vedrà, venga qua, signor Virgola, vedrà che con poca di calma tutto si risolve. Vediamo, dai. E se senta qua che mo dare un'occhiata a sti conti, dai. Sì, bisogna sistemare anche questo. Mammi, Oh, mammi, cos'è l'ufficiale giudiziario? Sai, giudiziario? Sì. E sarà Palù? parli. Casa mia, questi. No. Siete Giacomo che domanda. Giacomo è morto, se vuoi parlarmi che crepa anche lui. Se me permette, signor Virgola, che mi sappia l'ufficiale giudiziario se sei costretti a ricevere. Vedi. Se siete erogne, è meglio destrigarle subito. Cosa non lo fa? Col suo permesso. No, hai deciso di farmi venire un colpo. Prego. Signor Bispa, prego. Che buon vento. Guarda, notificare che sto atto. Nome di chi? Società Virgola, fabbrica di conserve, SMC. Questo è l'asse della proprietà. Scusa, sai che mio fratello è morto? Ho detto, a me dispiace, ma non so come farlo. Infatti quasi città in giudizio la fabbrica, Virgola. Ecco, voglio firmato. Vieni. Non c'è lui il padrone della fabbrica. E con questo? Con questo il firma. Firma. Intanto mi sono messo parole. È stato un mese se messo via. Ma è lo stesso, non vorrà mica mettere che mezza firma a lui e l'altra mezza che mette su sorella. Se sei lo stesso che firma tutto io. Per me nessun problema. Vado a consegnarlo a ogni da lei che dice firmare. O l'uno o l'altro chi si arrangia. Aspetta, sai perché se non lo vuoi vedere. Ecco fatto che lo pone altro. A me ma se figura. Ecco, e ora Arrivederci. veda sul corno. In tribunale manco la sì se ne dovremmo una volta di sicuro. Egregio, No, mio avvocato. grazie. In tribunale ho detto sentire. Vade a. Non è per cosa. L'affare sembra piuttosto grave. Suo fratello, pensa, un mese fa aveva fatto mettere una inserzione sul giornale. Qua per esaltare il suo prodotto denigrava quello della fabbrica che si è appena nata, la fabbrica Premoli. Hai già detto mai di un altro tipo di conserva? Sì, precisamente. E che ha fatto scrivere sta reclama, guarda. Non acquistate la conserva Premoli. È pessima sotto tutti i rapporti. Preferite la conserva virgola, saporita, rinfrescante, nutriente, eccetera. E per aver fatto sta sembiata, Causa civile, per forza. sembiata o no, che ha fatto mio fratello. Mio fratello è morto. Fatta a nome di a fabbrica, e a fabbrica in questo momento io e sua sorella. Questo è la I verità. pagliassi che hanno tanto del buon senso. Sì, dai che non sarà la fine del mondo andare una volta in tribunale, no? Devo dire avere lui chiamare in tribunale a rispondere ad un delitto che l'ho già commesso. Va bene detto, è una consuetudine consacrata al destino che chi che non ha colpe si è costretto a pagare per chi che ha fatto spegasso. Responsabilità, è un privilegio. Una condanna. L'uomo dal momento che nasce l'assume per sé per i propri costi di responsabilità. E la responsabilità è quell'impegno che marca le fabbriche, quella tara che l'uomo va per distinguersi dalla bestia. Con tutte queste ciancole mi tocca andare in tribunale. Si podría anche cercare una via amichevole di conciliazione. Che sarebbe? Tirar fuori la skate. Se a parte avversa entrasse nel merito della questione, mi penso che sarebbe tutto da guadagnare. Oppure, A meno che non si metta nelle mani di un avvocato che sappia fatto suo. o skate o era, perché a causa si persa. E deve convenire che l'avvocato che ha morto di mio fratello sta partendo una vera fortuna. Mi domando dove che andremo a finire. Mia vita non ho mai fatto niente per non pormi responsabilità. Ho sempre sta seduta qui a poltrona per non avere una rottura di brava. 40 anni avvocato che il mio nome sventola come una bandiera virgola. E per questo nome ho perso anche dove smettere le robe più belle che c'è al mondo, l'amore, i fiori che nascono, che sono.
è nato con la camicia e diceva, fortunato come so pare, sì, perché quando che uno non fa niente, gli brutta croce addosso e io metto al bando, ma io invidio. E mi sostengo invidia da tutte le bande, perché ho fatto quello che milioni di uomini vogliono fare, ma non può fare. Niente. E adesso eccomi qua, un uomo come tutti gli altri, con lavoro, con responsabilità, un imbecille come tutti gli altri. Sì, ma se andiamo si aveva e vedrà che quello che fa è un allenamento dentro, Ha fatto andare a fare compagnia a mio fratello. Mi dice signor. Che sei? Cosa vuole? Signor Virgola, Mi vedo a somiglia. tanto piacere, mi son Tula, felice Tula. Suo nome non mi dice niente, caro. Non ho pretesa il mio nome. Lo capirà meglio se le domando la signora Luisa. Ah, lui sabia io per la signora Luisa? Vedo che idee si schiarisse. E allora benedetto. E ora lui sarebbe un parente, qualcuno? Non propriamente. Mi sono. Quell'altro. Quell'altro che è Rimundo. Oh, Suo fratello e mi. L'amore che i suoi diritti. E Luisa c'è un corazone e ora. Se giovanotto mi pare che lui sia Dio esagerato. Esagero. Sì. Adesso il piacere di presentarmi questo signor. Mi sono l'avvocato Bertoldi e mi pare Mi che... ne parlo, non viene ancora a combinare niente per trattarmi in sta maniera. Cosa? Lui oltraggia la memoria di un defunto? Questo è l'errore. Difende i miei diritti dai possibili pretese di un vivo. Per questo sono vivo. Vivo. Lui, cosa mia vivo lui. Ero vivo e donne lo dice. E Luisa se ne accompagnare a un morto furbo e tornerà con un vivo insieme mio. Che spudorate ciaglione vorrei insinuare che la signora Luisa tenterà di sposare il signor Manny? Tenterà di farsi sposare. Ma Demo, questa sera è una buffa che... E ora mi sono detto, la donna mi interessa fino a un certo punto. Una disgrazia. Se vuoi sposarsi, si sposa pure, ma il fiono, quello è mio, scrupolo di coscienza. oh, No, che vada a nascere. un culo. Gli altri ne sono le ore, ma soprattutto vivo anche si porta il nome del defunto marito. Vuoi togliere responsabilità di arrivare io? È giusto? Sei onesto? Ma il mio, se mio io lo voglio. Questo è un chiaro che fa vedere. E ora siamo intesi? Siamo intesi? E gli parla lui. E gli risponda lui. Se senti rischio di ripetere quello che ha detto anche in presenza con la signora. Senza esitare. Che ne dubito giovanotto, che ne dubito fortemente. Signora Luisa! Signora Luisa! Adesso, ecco. Casa lui, lascia chi se Buongiorno va. signora. Avanti, dica insomma, sono. Me la sono così, brincando a signora del petto senza preamboli. Mi costringe a fare una scena. No che non lo costringo, lui viene in casa mia col bene in corpo. E quando che si svena e si butta fuori il figa i polmoni ancora via, che vedete stai fuori a casa. La casa è... Io che entro, e se io gli dico che io non posso compatire che una persona possa parlare così. Ma la vede che su sta poltrona non vedo più un vivo, ma un uomo coperto da un vestito. Mi si offende, mi si sponcia, mi si butta l'asso da tutte le parti per farmi morire. Insomma, io non voglio che si succeda questa roba qua. Mi resto qua inchiodato come un morto e neanche le donne riusciranno a farmi vestire da sposo novello col fiore in rete. Un morto non si veste da sposo. Avanti, parlè. Avanti, Cristo! Beh, ti prego. Beh sì, Calmo. voglio il me puteo. Che tu parla? Che tu dito tutto? Tutta la verità, la Sei voglio. un farabuto che sei. Finalmente la sberla, un atto di ribellione. Guarda, non posso metterti il mandoso perché te sei una donna. Basta perché stia fesa in casa sua. Allora responsabile sta bella, giù! Mi! E come se la dire, bella! Sì! Si sente poco bene, è normale. Anche lui è avvocato. A me? E ti cosa serve? Non sta andando. Ma dove ho potuto andare? Andavo in cimitero a cambiare la scrizione delle lapidi.
somatici, segni particolari, e la razza se doveria vedere, ma io non la vedo. Vai a giocare, va. Aspetta, come ti chiami? Giacomo, Giacomo, nome messo in omaggio, eh? forse devo dire. Mi capisco da parmica. Dei matti che parla da soli. Sì. I matti e mi studio diventare che mi avevo detto bene tuo papà. Sicuro? Io sento che è morto. Sì. E qua? C'è tanto tempo, ma un Dio o l'altro andremo a trovarlo, così dice mamma. Dice giusto a mamma, caro. Che già fa abitudine di mandare avanti i maschi e Ma in paradiso che c'è anche gli angeli? Speriamo, caro, perché qua navighiamo in mezzo ai canagli. Dai, ma pure. Aspetta un momento, un'altra volta. Conoscevi tu un certo signor Giacomo? È zio Giacomo. Zio, Che è morto? ti chiamavi zio? Parlo altro. No, caro, dai, che sei qui. Siete andati suoi? Molto bene. Il direttore della fabbrica e l'avvocato se lo fa la butti. Si non riesci a sapere che cosa? Tutto. Parla, non fanno fare stare in angoscia. Vanno benissimo. In scatola di conserva che va mai. Una baia. Che a canaglia del direttore che ha pensato. Virgola si è messo stupido e mio frego. Ma che sei una fabbrica che non è certo florida adesso. Dopo i primi splendori si sta caiando di anno in anno. E questo io posso dimostrare sui registri. Adesso vendo 40.000 franchi di conserva e schemi tengo per me. Dopo che vengo avanti con la proposta di vendita della fabbrica, che butto su a toia un po' di petrolio da diese mia e parlo di 20.000. Ma se salta fuori l'avvocato a smissiargli i bisi, qua l'avvocato sei ancora più figura porca del direttore. Calunnie. Credito più euro o a me? Calunnie, che vuoi prove? Non te figli. No, che vuoi prove? Che voto sul serio. Non ti è? Non ego. Te faccio vedere vista ego o sono ego. Signorina, venga pure avanti. 1, 2, 3 e voilà, ecco la prova. Ma dove mai? Questo è empirico e autentico. Sei comoda. Sentati anche a te, ascolta. Ieri di sera, potremmo parlare chiaro, vero? Affari e affari. Brava. Dunque dicevo, ieri di sera dopo che te ne hai visto il corrente di tutto e che te l'ho vista in quei stati, ho tirato le conclusioni e mi sono detto, Vittorio, questo è il momento di far vedere che te vai qualcosa. Vedevo una morsa che si stringeva attorno a te, che a tua donna del tuo sorella avevo, le branche, dei tentacoli tutti intorno, altri due in mezzo, una verta di bocca, un struccone di denti e buonanotte virgola. E a certezza che te ieri casca in mano di fare a te si faceva sempre più sicuro. Ma che voleva il trovo? D'improvviso per una delle visioni miracolose che viene di sperare mi ricordo della rossa. Il pisegò. Bravo. In fondo è sperla che a cavalli direttore se sta una sperla pubblica, un gran smacco per lui. E quindi io pensavo, chissà cosa spempare di averla tra i manco e tocco dettosa. E ora? E ora sono in cerca di ella, l'ho trovata e ho detto, me la riconosci, Sì, signor. No, signorina, dicomi, perché mi sono peraltro, sono l'amico di Memi. E ho messo in ciarro le guido. Devoto che dava do stramusoni. Ma subito voglio ripacificare con una proposta sfavillante. Volete farmi a franchi? Vuole essere riassunta alla fabbrica? Il me dica quello che ho da fare. Poche parole, vuoi invitare a incastrare il direttore. Io non capisco se te si ingringola o imbriaco. Sta altro a imbriagare il direttore con una tattica diplomatica consumata, altro che a matari. Imbriagà con vino di champagne. E una spifarà. Tutto. Tutto anche sul conto dell'avvocato. Ieri mattina, quando siete ieri qua con l'avvocato e il direttore, te si indavea perché i bocci si gava. L'avvocato che aveva tentato di indurre il direttore a fare il colpo insieme. Porra, brutto delinquente. E diceva che lui a farlo il consulente a gratis. E il consulente a gratis mangiava tutto a gratis, quello, altro che... E adesso se io mettergli le mani sulle carte di mio fratello. Calma. E cosa si fa? Dimmi il manco che sono stato bravo. Se io mi sono...
pasticci più grandi. Signorina, credo sia opportuno che io vada. Se proprio non occorre altro. No, per il momento no. E parla. Entro domani a sta ora, passo via. Parola, mi credi? Sì, con lo dise. Parola. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, signor Virgola. Buongiorno, buongiorno. E adesso, caro mio, forza e coraggio, bisogna liberarsi di sta gente. Bisogna trovare una formula pulita per liberarsi. Formula pulita? Ma quando si fa tavola rasa, uno sciocco da far tremare a terra, altro che formula pulita. Un scandalo. Semplicemente giustizia. Devi avere il coraggio di non agire su un momento come questo. Dico il coraggio che ho. Vabbè, senti, la retta si butta, basta dare un tirone per chi resta in trappola. Se davanti a tutto questo che sta succedendo te che non c'è Dio, lasciami dire che te che tutte vigliaccherie che te vuoi. Poi dico, Lasciami parlare. Guarda, mi sono qua che mi desco in quattro per cercare di aiutarti. Dite che acqua e gola e ancora ti trovi a forza di slungare una mano per salvarti. Ma non se lo chiamati. ma se posso avere questo che vuoi. Che te scarichi, che ti capi il caore nel sangue, che ti tiri quattro mogui, che ti rivei, che ti scioppi magari, ma che ti dai un segno. Il suo segno deve essere una creatura umana prima di salare per sempre chiocci da mummia che te ghetti. Non ti vedi come che ti ghetti tutta la tua casa, la tua vita. Paradiso. Sì, il paradiso de occhi. E granaro pieno e ti occa te scionfavi con quello che ti dava tuo fratello. Adesso il granaro così, sono sigosi così, e tu ti contenti di becuare e frego e messe che compare. Ma fai il gatto una volta tanto, il felino, no il can bastonà. Sono un uomo a modo mio. Vabbè, se te ostini a restare caro io, un piavolo che sì, credimi. Bisogna averti un gran ben per stare qua e sopportarti. Ma pure, dice che ti c'è qua. Qui si apporta, ti mi hai rotto abbastanza i tavernei. Si apporta? E se mi ti dicesse che qua sono e qua resto? Ma da setto che te mi fai venire bene. Cosa è questo che voglio? Ma saltami d'osso, ma cassami via peadoni. Tutte le volte a entrare una scianta. Pur metto a tua disposizione a me persona. Il precostino da diventare un uomo, a urlare, a bastonarmi, ti sugo e ti insulto qua in casa tua e ti sigo. Musso, fetente, asino e porco. Porco. Dai. Perché dico no, e vivi stare qua in casa tua come a vedova, come tutei, come avvocato e come ragioniere. Magna euro è gratis, magna un capitino. Faremo un bel coelho e fuori dalla porta scriveremo un cartello con su scritto qua si sludra gratis, vedremo che gli avvisi. E mi dice spuero. Fuori il corteo che ti davo la panza. Se posso vedere dove ti voglio arrivare. Che ti svegli, che ti lasci... Che ti faccio andare via chi fa la butti prima che ti pega come un poastro e ti faccia passare gli ultimi anni a casa di ricovero. No, a casa del ricovero. No. Ti fa paura quella. È una solo un bel gesto rivoluzionario. Oh, chi sei adesso? Ah, giusto era. Se lo disturbo vorrei dire che do parole. No, anzi, se arriva il momento di mettere in cielo l'equivoco così. Questo è il momento buono, date un contegno. Solo una breve spiegazione. Su a testa, su. Da ieri sera sarà su in camera, non faccio altro che piangere. Attento. Formato è a ieri. Aveva coerto di insulti. Sei appunto sul matto di ieri che il signor Virgo desidera paroleggiare. E farò in ciare dirò. E ora beh no. Intanto vado in cucina a bevermi un buon caffè con la graspa. E se non ti sento urlare, mi faccio fuori tutta la bottiglia. Signora? Mia parla. Grazie. Hago pensa sola. E ho deciso che continuare a vivere in questa condizione è assolutamente impossibile. Tu cosa dici? Mi ascolto Osea che va a parlare. È proprio impossibile avere una parola buona qua dentro, Sai chi mi ha portato all'inferno in casa? E a colpa non sei tutta mia, signor Memi. Signor Virgola, prego, manteniamo le distanze. Capisco, sì, capisco. Io ero venuto qua credendo di poter trovare una via di riconciliazione, chiarificazione, ma vedo che su sta strada che si di ostacoli troppo alti. Insormontabili. E allora? Ora parla, mi ascolto. Ho capito. E allora non ho niente altro da dire che andrò via più presto. Ma i fiori, dico, sì, tu sei, non sei i fiori. Sono venuto qua credendo di poter trovare una casa ospitale, invece che trovare una casa ostie.
Ora dire che i desideri del povero defunto resterà un desiderio. Ma i fioi dico, la spanca anima, la spua fuori tutto. Come oso farmi queste domande? Dal momento che se vuoi imbrogliarmi, Lui va a imbrogliare il suo sangue, se lascia che vada via di qua, senza darmi neanche schifo. adesso lo capivo. Una transizione come coscienza per qualche carta da mine. Vorrei sar morire di fame chi fantuini. Che mettere in ballo l'infanzia di sti sporchessi da una vigliacca. Perché si che dice? Se la storia di quel matto di ieri, Geo somoroso sì o no? E mi faceva peccare. Orpo, se non dunque che fa peccare che fabbrica un fiore, mi dice Lei ha capito che se entro domande sera non c'è tutto all'ordine a fa fagotto. Sì, hai capito? Un attacco su tutto il fronte, vero? Bene, domani sera sarà tutto a posto. È una. Fagotto? Fagotto. E dove? Che ho offerto la mia camera. La camera solamente. Per l'amicizia posso fare questo e altro. E ti? Dove andrai a dormire? Sotto i porti in piazza. Che se avessi buone falla sia a tua età. Sì, adesso che sia rimango anche a voi altri, non che c'è più differenza sociale, posso chiederle la mano. Ma su caro, su, non stiamo a arrivare sul più vero. Calma, ma energia. Energia, per parli di energia, e non mi ha capito perché. Ma che non mi ha voglia di guardarmi a specchio perché mi faccio peccare. Se non è che mai fatto niente in vita tua, sei naturale. Dire tutto questo, non di aver fatto, ma di aver tentato di fare. Cosa? Tutta sta notte che io penso su, mi tocco, mi palpo, sento che non sono più vivo. Prima già ero virgola quello che non aveva mai fatto niente per non torsere delle responsabilità. Adesso so quello che per non torsere delle responsabilità e a tentare di fare qualcosa, ma faccio stomaco. E è per questo che dico, guarda, mi sento impiegato a trono e non mi muovo più. I tentacoli si slungano verso di me, lascia che si slunga, e a morsa stringe, lascia che stringa, e a bocca si aperta per fare un boccone, lascia aperta. Io credo nel mio destino e non mi muovo, ritorno virgola. Eureka, signor Virgo, Eureka! E il mistero si smeaga, avemo in mani la chiave della fortuna. Poco sape solo col signore. Certo, torno in cucina a bere la grappa. E io parla, faccio conto che dove sia nessuno qua e parla. Voglio che gli dica che a causa contro la fabbrica Premui è vinta. Ancora prima che parla. Sì. La causa si farà e lui sarà condannato a pagare una forte somma. Si dimostrerà infatti che la conserva Premui sia assai migliore della conserva Virgola. E la fabbrica Virgola colpita in pieno e andrà in liquidazione. E un darà in manicomio. Forse, ma da contentezza. E sbaudizza, signor Virgola, sbaudizza. La fabbrica Premui è di proprietà di Giacomo Virgola. Un trucco, tutto un trucco meraviglioso. La fabbrica Virgola ormai era desfasso da tutti i punti di vista. E ora cosa aveva fatto il nostro Giacomino? È che ha piantato un'altra fabbrica in diretta concorrenza. La vecchia fabbrica ha fatto finta di difendersi facendo pubblicare sui giornali la reclama offensiva. La fabbrica nuova fa causa e ha vinse e la vecchia fabbrica colpita in pieno si è costretta ad andare in fallimento. Ma intanto, con la reclama fatta dai giornali per via del processo, l'interessamento, l'opinione pubblica, la fabbrica nuova va a se stare e i sacchi si apre per raccogliere il denaro. Un colpo da maestro e congratulazioni al povero defunto. Cosa dice? E se ne sta in Madonio, Gli avvenimenti girano, lasso chi gira. Ma bisognerà pure che mi dica cosa vuole fare. Non agitarsi, se agita bene. Voglio forse dire che mi ha carta bianca. A me mio. Guarda, se è così, casa Virgola diventerà una delle prime case. Intanto comincerò a fare un po' di poesia. Sì, via subito che il direttore, perché a dirsi a fa fra noi altri non mi è mai piaciuto. E poi anche chi a dove andiamo, mi capisco rispettare la volontà di un defunto, ma cosa massa, se massa. E il direttore, ecco, merci faremo. Virgola, buongiorno. Buongiorno. Aspetta l'ordine, ma inutilmente. E ho deciso di fare la spedizione.
mi vado. Anzi, va, fa un piacere, va a chiamare mia sorella e vieni qua a te anche a lei. E io l'avvocato continua a parlare pure. Adesso davanti anche a degli strani. Vittorio non è un estraneo, adesso sono testimoni. Testimonio? Guarda, piacere che sta qua lui e anche a mia sorella. Ecco. Oh, bravi, sentire tutti dopo. Avanti avvocato, parla pure. Beh, ma se sta maniera mi mette su una posizione falsa, qualcosa. Per riordinamento di Casa Virgola, prima di tutto non voleva licenziare il direttore. Licenziarmi? Veramente... Sarà una discura del suo avvocato. Se uno crede di strigarsi con me in 448, sarà sbagliato. In primo luogo... No, in primo luogo invito a stare anche un po' calmo, E in secondo luogo... E in secondo luogo dico che per mettermi su una strada, che se bisogna di una giustificazione accettabile e legale, per se fa pure delle accuse specifiche e mi risponderò con altre accuse. Siamo fuori strada, giovanotto, siamo fuori strada. Se finì l'epoca dei direttori che pissega i lavoranti, l'epoca delle vedove che va in giro a mangiare a sbaffo. Le vedove che mangiano a sbaffo, sarebbe buono da rompere il muso anche. Non parlavo così in generale, non mi riferivo mica a lei. No, caro, che se vede qua che razza di bustiere che sei, lo conosce tutti. Che bustiere a me? Che se qualche dunque lo conosce. Cosa che entra? Ma se si sta proprio a venirmi a chiamare, a dirmi che indesse il funerale con l'aria da dire che si discheia, chissà che non casca qualcosa. E a mentisse! Basta, non stai a scolparsi. Adesso che le robe si sono messe in chiaro tutte, calma dunque, e vedrà che tutto si combinerà pacificamente. Mi volia che fosse precisato! Se cominci a interrompermi, domani saremo ancora qua. E dica, avvocato, il tuo suo, lui, non ho mai pensato che mi sia un monaco. Ma lui scherza, tutte opinioni e opinioni e mie rispetto. Non ho mai pensato che mi sia un monaco. In tanti che io penso. Anche qua il nostro caro direttore che sta facendo conferma. Lui basta che gli dica due parolette. E a rossa stanotte i fumi del vino e a conserva che non va la mano. Vedevo. Ma guardiamo sui occhi, so Dio cascarvi addosso. È un peso morto dove che casca schiccia. Io sono un vergine, un frutto della natura. E come un albero vivo dei doni, e come un albero non sono egoista. Adesso siamo di primavera e mi di primavera canto. Canto e mi sento rinascere in corpo una vecchia smania. Una smania per la quale mio povero fratello, se ti ricordi bene, anche ti ricordi, e voleva farmi interdire. Sì. Sta smania era quella di dargli dei farabutti a tutti. Per esempio trovavo lui e dicevo, lui sei un farabutti. Dopo camminavo, trovavo lui e dicevo, lui sei un farabutti. Questa storia poteva diventare pericolosa. E ora consacrato detto, mio povero fratello, sto asino, non lavora, e che ha messo due firme su due cambiai da 10.000 franchi a uno. E sei un irresponsabile. A scanso dei quirus, il femore interdito. Dovevo arrivare a questo discorso. Voglio arrivare, che si inutile chi parla d'affari con me, perché per volontà di mia sorella adesso l'amministratore di Casa Virgola è il signor Vittorio Fuoco. Amministratore controllato dall'autorità giudiziaria. Non te vuoi lavorare? Lavora! Va via dell'affaretto della fabbrica Premo e cosa che ne frega? Io non so niente, ma può darsi che il signor Vittorio per sbrigare gli affari della fabbrica diciamo. Beh, se così garantisce un successo, anche se perdevo sarà un successo. E per la mia posizione? Io non so niente, ma può darsi che il signor Vittorio abbia bisogno di un direttore, un cavaliere d'industria come lui. E ora vado a fare la spedizione anche senza essere autorizzato. Forse è meglio che vada anche a me.
Signor amministratore delegato, i miei rispetti. Garantisco un successo. Comunque, E di a signora cosa che ne effetto? A me fa stomaco tutti i quadretti. grande Memo, grande. Te faccio un monumento. Perché dopo i putei va a scrivere sotto becco chi legge. Grazie, Grazie anche per lui. Grazie, Servetta, grazie. Ti cosa farete? E mi lascio che il mondo gira, ha un destino comunale. Vado molto in servizio. Ah, subito. Posso ordinare un caffè? Ora, e a sostanza te da amministrata, non da mangiare. Perché il mondo non che c'è niente di più bello che il lavoro. No, Benedetto che sei ben. No, lavoro. E ben. Lavoro. E ben ho detto, e come siamo mica fare prima del tempo? No, che manca altro che questo. Ecco qua. Sono venuto senza niente vado via. Voglio guardarmi nella borsa come che si fa quel serve. Così subito. Avanti putini, avanti. Avanti, cari. Morì un vaso.